Da oggi non servono più, cosa ne pensate? Bene, bene, sono contento. Era ormai tempo di cambiare. È una buona cosa perché io, che vado ancora a scuola, vado in quinta, in classe comunque senza mascherine, tutti ammassati, quindi se in tram ce l'avevi non cambiava tanto. Quindi secondo me è una buona cosa. Meglio così. Lei Non si respirava più dentro in tram. Guardi, la mia mamma le porterà sempre in Io le porto autobus sempre, sempre. e non smetteremo di portarle sui mezzi perché secondo noi sono utili e proteggono. Anche nei supermercati. Siccome non disturbano per fare un viaggio breve, non vedo perché le persone anche più esposte non debbano poter proteggersi. Per conto mio sì, dovevano allungare perché è impossibile con questi contagi che ci sono. Per conto mio, dopo non so cosa dici. Io sono d'accordo, anch'io dovevano prolungarlo un po', almeno negli autobus, nei treni, aerei. Non vado mai, però insomma dai, come si fa? Un ambiente chiuso così bisogna averla. Io sì, mi proteggerei. Secondo me è giusto che ci avviamo anche verso la normalità, però è anche corretto che la gente che vuole tutelarsi la continua a mantenere senza però come si dice, l'obbligo, diciamo, di averla. Meglio continuare. E nelle RSA e negli ospedali che invece si manterranno? Quello è giusto così. E lì deciderà chi ha la possibilità di valutare meglio la situazione. Non è preoccupata dalla risalita dei contagi? Un pochino sì, in effetti ci sono già molti casi, ci stiamo avvicinando verso l'inverno, quindi è probabile che ci risia. Poi non usciamo più, il problema è questo, quindi però un po' di speranza ci vuole sempre.